Maria Pistorello, Dipartimento Previdenza SPCGL Veneto. 5 giorni di ritardo per le pensioni e l'INPS. Quali le conseguenze e qual è la posizione dello SPCGL Veneto? Le conseguenze sono state purtroppo quelle che hanno visto i pensionati prendere la pensione qualche giorno più tardi, però è una questione che era già stata programmata proprio perché il primo dell'anno è capitato di venerdì, quindi giorno non bancabile, poi il sabato lo stesso, la domenica, infatti il 4 che è stato il primo giorno bancabile per le poste hanno pagato le pensioni regolarmente, il 4 quindi lunedì e poi il 5 martedì l'hanno pagato regolarmente le banche. Il problema è questo, che la norma che prevedeva tutto questo è stata fatta ancora quest'estate, in luglio, e quindi magari non è stata, è passata così sotto traccia, ed è la norma che prevede l'unificazione dei pagamenti delle pensioni al primo di ogni mese. Però sapendo che il primo di ogni mese potrebbe capitare in giorno festivo, è stato proprio deciso che comunque si paga il primo giorno lavorativo di ogni mese. È stata un'eccezione, diciamo, questa di queste feste qua, e non succederà più, insomma, dal mese prossimo, quindi i pensionati possono stare tranquilli, saranno pagati proprio il primo giorno lavorativo del mese. Le conseguenze, mi chiedeva, le conseguenze sono soprattutto per chi ha le pensioni a basso reddito, quelle di aver preso le pensioni con 3, con 4, 5 giorni di ritardo non è una cosa piacevole e probabilmente ha portato dei disservizi. È certo che in casi come questi noi pensiamo che sarebbe stato auspicabile invece, almeno fino a un certo reddito di pensione, di averle anticipate, magari perché no, al 31, all'ultimo giorno lavorativo dell'anno.